secondo appuntamento del ciclo di incontri online I professionisti della cultura al lavoro, pensato ed organizzato dopo la firma a fine 2020 del protocollo d'intesa quinquennale tra il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine ed il Comitato Territoriale Friuli Venezia Giulia del MAB. Un accordo strategico, come è stato definito durante il primo incontro dello scorso gennaio dal professor Zannini, direttore del DIUM. Questi incontri sono rivolti agli studenti e ai professionisti del patrimonio culturale e sono finalizzati a testimoniare la vitalità del territorio, la qualità del lavoro degli operatori, l'azione di enti ed istituzioni culturali anche in rapporto al contesto nazionale ed internazionale. Come auspicato da Pierluigi Feliciati, che è rappresentante nazionale di MAB per ANAI, partendo dalle conoscenze delle singole discipline si può raggiungere una trasversalità di intenti, una comunicazione trasversale e dallo spirito cooperativistico. E proprio con questo spirito cooperativistico ci tengo a ricordare chi con me fa parte di MAB Friuli Venezia Giulia. Quindi ricordo Linda Borean e Dimitri Brunetti per il DIUM, Hilde Menis per AIB, Babette Trevisan e Paola Ventura per ICOM Italia e Grazia Tatò e la sottoscritta per ANAI. Il tema dell'incontro odierno riguarda le buone letture per archivisti, bibliotecari ed addetti ai musei. Quindi trattiamo quella parte di editoria dedicata alle nostre realtà quali soggetto-oggetto della letteratura scientifica e non. Proprio a riguardo di questa seconda tipologia di letteratura, io non posso fare a meno di ripensare in questa occasione a Gianni Pensodoria, l'attuale direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, che più di 10 anni fa pose l'attenzione sulle immagini degli archivi e degli archivisti nella letteratura, nella fiction, nel cinema, nei comics, in tutti quei contesti in cui è possibile riflettere sulla percezione della funzione degli archivi e del ruolo degli archivisti dal Medioevo ad oggi, quindi all'era digitale. Una carrellata di immagini ed estratti letterari che si intitolava Asterix, gli altri e gli archivi, sempre attuale ed implementabile. E a questo riguardo mi permetto solo di prendere un momentino con una lettura da un romanzo di successo, da Fiori sopra l'inverno, della bravissima scrittrice gemonese Ilaria Tuti, che così inizia il suo 15° capitolo. L'archivio della questura era uno scantinato di cemento armato e luci al neon, sepolto nel piano interrato e abitato da polvere e file parallele di scansie d'acciaio. L'ascensore non scendeva fin laggiù, come se il sotterraneo non facesse parte dell'edificio e fosse un mondo a parte. Bisognava usare le scale, dove le luci non funzionavano mai. A volte sfarfallavano come strobo, ma più spesso erano occhi bui, completamente inutili. Il responsabile della manutenzione diceva che era a causa dell'umidità, guastava le lampadine. Qualcuno però non si vergognava di sostenere che fosse colpa di una qualche presenza soprannaturale, evidentemente ostile alle attività di archiviazione. Era conosciuto anche come il purgatorio, perché là sotto veniva mandato chi aveva qualche colpa da espiare. Ecco, un'ambientazione, una percezione che confermano quanto raccolto in quegli anni da Pensodoria.
però un purgatorio che, nonostante le difficoltà che incontriamo come archivisti nel nostro lavoro, comunque non sentiamo come tale, perché altrimenti non lo frequenteremo da tanti anni. E fatto questo breve inciso, passiamo ai nostri ospiti. Prima di iniziare il dialogo con loro, prego gentilmente chi è collegato di spegnere eventualmente le telecamere per lasciare maggior spazio visivo ai nostri relatori. Oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare e dialogare direttamente con addetti ai lavori in ambito museale, biblioteconomico ed archivistico, che ci presentano 3 interessantissimi volumi nati da esperienze diverse, ma che portano conclusioni che li possono accomunare, quali l'attenzione rivolta al peso e all'uso e al valore delle parole, al loro appunto significato ed uso, soprattutto in riferimento alla necessità di una giornata comunicazione, al cambiamento ed all'innovazione, e poi è tutto ciò legato ad un mirato budget economico. Do il benvenuto quindi per prime ad Anna Chiara Cimoli e Nicole Mulhausen, curatrici insieme a Maria Chiara Chiaccheri del quaderno senza titolo, Le metafore della didascalia, che fa parte di un percorso di formazione della Fondazione Querini Stampaglia Onlus di Venezia. Lo scorso 22 gennaio la conservatrice del museo Babette Trevisan ci aveva raccontato il graduale percorso scelto dallo staff museale per rivedere i processi strategici interni anche in funzione della sostenibilità finanziaria, la necessità di valorizzare e comunicare le proprie collezioni in modo diverso, con nuovi apparati didascalici, nel momento appunto in cui la crisi economica ha duramente colpito il settore culturale italiano. Il libro è stato scritto a più mani da professionisti diversi, bibliotecari, archivisti, operatori museali, e suggerisce possibili tracce per la progettazione e l'analisi critica della didascalia museale quale specifico strumento di mediazione in un museo nel quale la distinzione tra museologia e museografia, come ha chiarito la terza curatrice del volume, Maria Chiara Chiaccheri, richiede di essere sempre più sfumata, poiché le strategie della museografia risultano imprescindibilmente legate alla finalità della museologia. Babette Trevisan aveva evidenziato come Nicole Mulhausen dell'Università Ca' Foscari di Venezia sia stata una figura determinante per cambiare l'approccio con i pubblici della Querini Stampaglia. La ricercatrice si occupa di interpretazione, studi di visitatori ed accessibilità con un focus particolare sui musei d'arte. Dandole il buongiorno, quindi mi rivolgo a Nicole, buongiorno Nicole, per chiederle innanzitutto di introdurci questo libro, questo quaderno. Certo, allora buongiorno e grazie davvero per questa occasione di confronto interdisciplinare e a più voci. Dunque il libro è esito di un percorso che accomuna una visione sulla museologia da una chiave, se vogliamo, critica e contemporanea, laddove l'accento è posto soprattutto sul tema dell'accessibilità, quindi comunque l'idea che sia compito nostro, compito di noi professionisti museali, un po' sempre cercare di vincere questa sfida di ripensamento rispetto al senso del museo, cercando di compiere dei passi in avanti per avvicinarci a quelli che sono appunto gli interlocutori, cercando anche di interpretare grandi temi e cambiamenti del presente, per cui un po' l'idea che la didascalia, per quanto possa apparire a prima vista come
come un segno forse marginale all'interno del museo, sia in realtà questa grande metafora di un cambiamento molto più ampio, per cui in un qualche modo il messaggio in modi diversi questo libro suggerisce, che in un qualche modo ripensare le modalità di interpretazione delle collezioni, quindi di riscrivere una didascalia, equivalga in un qualche modo a ripensare il ruolo del museo, quindi mettere in discussione tutta una serie di equilibri, quindi indaga con dei testi che però sono scritti in italiano, una disciplina internazionale, una disciplina comunque sempre più diffusa nella museologia internazionale, che è quella dell'interpretazione. Lo fa però attingendo a diverse discipline e campi di indagine, per cui sì la museologia, ma anche per esempio una riflessione sull'interculturalità, l'accessibilità, gli studi di genere, la grafica, il design. L'idea è quella di avere questo terreno comune di riflessione museologica, però di attingere a ambiti disciplinari diversi con l'obiettivo di portare poi dentro la nostra riflessione museale diversi sguardi, ed è questo anche un po' lo spirito che ha sempre animato anche l'organizzazione dei corsi da cui questo libro emerge, che ha trovato dimora con la Fondazione Querini Stampalia a Venezia, e quindi è un po', diciamo, l'esito di un laboratorio di sperimentazione che stiamo portando avanti in questi anni a livello di formazione, che con questa prima pubblicazione trova in un qualche modo traccia scritta, ecco. Che poi il titolo e il sottotitolo sono i titoli di relativi 2 corsi che voi avete tenuto. Sì, esattamente, esattamente. Quindi diciamo, soggetto, la focalizzazione sulle didascalie, le didascalie museali, che quindi hanno un ruolo rilevante nell'interpretare l'arte nei musei quale supporto di una nuova cittadinanza condivisa. Sì, sì, assolutamente. L'idea è quella proprio di cercare di immaginare la didascalia appunto come però metafora di tutta una serie di altri strumenti che possono riguardare anche, diciamo, i pannelli, tutti gli strumenti, diciamo, grafici che si ritrovano all'interno del museo, con l'idea di agevolare dei processi di accessibilità e di coinvolgimento, una sfida che forse caratterizza in maniera forte la museologia d'arte, ma non solo, è quella di aver contestualizzato per anni le collezioni in narrazioni per lo più disciplinari, per cui pensiamo un po' a una classica esperienza di visita in una pinacoteca. I temi tendono a essere spesso prevedibili, l'artista, il periodo storico-artistico o lo stile. Diversi studi condotti sui pubblici hanno messo in evidenza come in realtà questi tipi di paradigmi comunicativi creano poi una distanza con diverse tipologie di pubblici, per cui l'idea è quella di trovare dei punti di accesso, dei punti di narrazione alternativi senza assolutamente togliere il valore alla storia dell'arte, ma anzi magari ricontestualizzare la storia dell'arte all'interno di una narrazione sociale più ampia, con l'obiettivo di far emergere diverse connessioni. Provo a fare un esempio: mi viene in mente un museo a Newcastle in Inghilterra, dove opere d'arte che raffigurano il paesaggio, anziché essere contestualizzate all'interno di una didascalie di pannelli molto classici che danno solo informazioni sull'artista, il periodo storico-artistico, lo stile, in realtà includono anche delle videoregistrazioni di personaggi della comunità che riflettono sulla loro identità in relazione al territorio. E qui quindi il tema un po' della cittadinanza, e con l'idea appunto di includere diverse prospettive nei processi di interpretazione, con l'obiettivo di trasformare anche il museo nel luogo in cui ritrovare un senso del luogo e non solo a informarsi su quegli aspetti storico-artistici o disciplinari, diciamo, un ragionamento che vale anche per altre tipologie di museo. Hai degli esempi? Avevi... Sì, oltre a questo, adesso se posso aprire, avviare la condivisione dello schermo. Dunque, questo era l'esempio che citavo prima di Newcastle. Vediamo come appunto al centro troviamo le opere d'arte esposte in maniera anche abbastanza tradizionale. Da un lato ci sono i testi scritti dai curatori, mentre in un altro lato abbiamo queste registrazioni audiovisive da cui risuonano le memorie di persone della comunità, per cui l'idea è quello di
rompere le gerarchie che tradizionalmente separano sapere curatoriale e sapere comune, ritenendoli entrambi degni di essere riprodotti permanentemente all'interno del museo, non tanto perché abbiano la stessa validità dal punto di vista scientifico, ma perché contribuiscono a dare a più persone l'opportunità di costruire nel museo un senso del luogo, dicevamo prima. E sulla scorta questo museo di Coventry che espone un dipinto che raffigura un momento nel passaggio della città di Godiva, la storia di Godiva, viene integrato da tutta una serie di appunto racconti di personaggi della comunità locale che riflettono su che senso ha questa storia per loro. Questo perché la storia di Godiva è legata a una serie di rievocazioni popolari, un po' come potrebbe essere da noi un San Giorgio il Drago. Scusa Nicole, scusa, passa la diapositiva e se puoi gentilmente mettere in modalità presentazione, vedo che Io la vedo in presentazione, voi no? è piccolina. Ok. Oppure un altro questo esempio, siamo a Glasgow, la Kelvin Grove Gallery, che un po' ha messo anche in discussione le tradizionali separazioni che ci sono fra mostre temporanee e allestimenti permanenti, ha quindi creato un allestimento flessibile suddiviso in temi, per cui i temi sono temi accessibili che hanno un collegamento sia col contenuto delle collezioni, ma anche con esperienze di vita come la vita, la morte, il conflitto religioso, l'identità culturale. E l'idea è quella di far ruotare in maniera frequente le opere all'interno di queste sezioni tematiche, ma anche di variare le didascalie molto spesso grazie a dei sistemi anche analogici e non necessariamente digitali. Un altro aspetto che poi caratterizza lo stile interpretativo di questo museo è quello di avere spesso delle domande che però invitano alla riflessione personale, invitano le persone a mettere in un qualche modo la propria identità in relazione ai contenuti. Per esempio nell'immagine c'è un dipinto che raffigura una persona, diciamo, in abiti tipici per l'identità scozzese. La domanda pone che cosa significa per te oggi essere scozzese, per cui l'idea è che la didascalia diventa un input per agevolare in un qualche modo un processo più attivo di attribuire dei significati alle cose, per cui delle domande che non incitano a trovare una risposta giusta o una risposta sbagliata, ma in un qualche modo un ragionamento attivo sotto il profilo cognitivo. Chiudo con un ultimissimo esempio che forse ci fa riflettere sulle potenzialità che abbiamo di legare l'interpretazione degli oggetti a dei temi che hanno un rilievo che possono, nell'attualità, che in un qualche modo possono essere giudicati anche politicamente sensibili, ma sicuramente cruciali anche da un punto di vista di diritti umani. Questo è il British Museum, che ha contestualizzato l'interpretazione di alcuni oggetti all'interno della collezione, un itinerario tematico definito appunto LGBTQ, che indaga un po' il tema del desiderio, dell'amore, dell'identità, facendo vedere attraverso 15 oggetti della propria collezione che spaziano un'area geografica e temporale che è un po' la storia dell'umanità sul pianeta, mostrando come le diversità nelle relazioni amorose piuttosto che nell'identità di genere facciano parte della storia dell'umanità, e lo trovo quindi un esempio molto forte che ci fa capire come a partire dall'interpretazione della cultura del passato, e qui interrompo la condivisione dello schermo, possiamo mettere anche in discussione, diciamo, le nostre riflessioni sul presente, ecco. Quindi sì, veramente la didascalia diventa un punto di partenza per ragionare e mezzo essenziale che con poche parole però può creare percorsi molto vasti e fare pensare, penso alla scuola, appunto alla didattica, come da una didascalia veramente si può parlare di tante cose e far ragionare anche i bambini o i ragazzi in modo da crearli, da farli diventare dei cittadini attivi, non solamente degli assuntori passivi di nozioni. Quindi assolutamente interessantissimo questo vostro lavoro, e questa ricerca sul campo è assolutamente contemporanea.
pur partendo dai tempi passati. Vorrei passare adesso, ti ringrazio Nicole, passare ad Anna Chiara Cimoli, che è l'altra curatrice del volume, storica dell'arte, socia di Abicità, che si occupa dell'impatto sociale dei musei ed insieme all'altra curatrice, perché siete in tre in realtà curatrici del volume, Maria Chiara Chiacchieri, svolge consulenza e cura progetti di formazione sui temi dell'interpretazione e della diversità culturale. Nel suo testo, nel suo intervento, pone, tra le altre cose, la questione della capacità di produrre delle letture, delle collezioni adeguate alle istanze del proprio tempo, no? Quindi continuiamo un po' il discorso iniziato. Istanze relative soprattutto appunto a identità e memorie. E dici a un certo punto che invece di concepire la collezione museale come magazzino di tesori, essa può essere reimmaginata come un archivio dei beni comuni. Ecco, mi piacerebbe se tu sviluppassi questa affermazione, no? Anche perché poni l'attenzione sulla diversa funzione del concetto, un po' che sia di magazzino d'archivio, che poi per noi archivisti è un punto un po' focale, perché negli ambiti in cui si lavora vengono di solito considerati sinonimi, gli archivi sono più dei magazzini che dei luoghi invece di conservazione. Sì, allora grazie per l'invito, mi fa piacere concentrarmi su questo aspetto che mi sembra interessante e importante. Negli ultimi, direi, 10-15 anni a livello internazionale si è lavorato sempre di più con l'idea che la collezione permanente del museo fosse una sorta di enorme archivio, perché poi di quello si tratta, da cui attingere delle costruzioni dichiarate in quanto tali, che vanno a identificare delle strade, dei percorsi e dei significati che si vogliono comunicare. Non che in passato non sia sempre stato così, dalle Camere delle Meraviglie e dagli studioli privati in poi, come dire, ogni assemblaggio di oggetti, di documenti, ovviamente come tutti sappiamo all'interno di questo incontro, ma anche in generale, sono frutto di selezione, scarto, gusti, possibilità, scelte e poi cambiamento di gusti e poi, come dire, no? Traiettorie complesse e relative, situate nel tempo e nella storia e anche nelle geografie, evidentemente. Quello che voglio dire è che sempre di più i musei hanno assunto, diciamo, la soggettività delle scelte curatoriali, delle scelte appunto narrative, per così dire, esplicitandola ai visitatori. Quindi sempre di più capita di andare a visitare un museo, per esempio lo Stedelijk di Amsterdam, dove per un anno la chiave di lettura è stata il titolo di un'opera di un artista giamaicano che si chiamava I Am a Native Foreigner, sono uno straniero nativo. Autoctono, e la chiave era quella di una lettura attraverso le dinamiche migratorie, quindi la stessa collezione, ma semplicemente facendo emergere uno fra i tanti possibili significati. Adesso negli ultimi 2-3 anni, non tanto di più, è molto diffusa questa idea di il cosiddetto slow museum, no? Come c'è lo slow food, cioè l'idea che il museo lavori per un arco temporale un po' più disteso del solito su un certo tema, quindi per un anno si lavora sulla migrazione, per l'altro anno si lavorerà e via dicendo. Penso al Museo d'Arte di San Paolo, penso alla Serpentine di Londra, dove davvero si è scelta questa dinamica forse più lenta e più approfondita, che in tempi di crisi, e sono oggettivamente tempi di crisi da tanti punti di vista, va a risemantizzare la collezione del museo in una chiave sempre attuale. Ma ripeto, questo è un contenitore, diciamo, è anche un assetto che è emerso negli anni più recenti, ma non è nulla che il museo non facesse anche prima. Forse la grossa differenza sta proprio nel grado di esplicitazione delle scelte curatoriali, quindi nel fatto che io, e torniamo al tema della didascalia, io visitatrice che non sa niente di quella mostra o di quella scelta o di quell'allestimento,
di fatto posso leggere un testo che mi mette a parte delle scelte culturali, politiche, conservative fatte da quel museo, ed è un cambiamento copernicano davvero importante. Tu e Nicola avete citato degli esempi di musei stranieri e anche nel tuo testo riporti appunto informazioni su musei in Europa e negli Stati Uniti d'America. Qual è allo stato attuale della tua esperienza la situazione italiana nell'acquisizione della consapevolezza della necessità di questo cambiamento? Io penso che anche appunto a valle dei corsi che abbiamo fatto grazie alla grande apertura mentale della Fondazione Querini Stampalia e anche grazie al lavoro ovviamente di tanti colleghi che lo fanno parallelamente in altri contesti, c'è un'attenzione che qualche anno fa forse non sarebbe stata così forte. Quindi noi ovunque abbiamo portato le nostre riflessioni, sia presentando il libro, sia andando a fare interviste, raccogliendo casi di studio nella nostra attività di ricerca, abbiamo riscontrato un grandissimo livello di attenzione. Per esempio noi come Abicittà a Milano lavoriamo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera su alcuni progetti. Brera decisamente ha fatto un enorme lavoro sulla leggibilità, sull'accessibilità, sui livelli diversi di lettura, sui tipi diversi di pubblico che vanno a leggere le didascalie e a vedere le opere, per cui se io sono con un bambino certamente avrò bisogno di un livello. Se invece sono da sola in modalità storica dell'arte avrò forse bisogno di un altro livello, eccetera, 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 in una matriosca potenzialmente infinita. Cito il caso di Brera perché è un caso molto noto e molto virtuoso, anche perché il direttore già da moltissimi anni, da sempre in realtà si occupa di questo tema, ma potrei veramente citare tantissimi altri musei che si sono davvero attivati in questa direzione. Quindi diciamo i casi internazionali che ho studiato sono stati forse quelli che in modo più chiaro si sono posti il problema proprio di trasformare interamente il loro linguaggio anche in relazione a dinamiche diciamo post-coloniali, quindi in relazione alle parole che si scelgono per definire lo spettro enorme della diversità culturale, ma poi nei tempi e negli anni che stiamo vivendo, Me Too, Black Lives Matter e l'attenzione alle dinamiche ambientali, quel riferimento eccetera. al museo americano che ha ripensato il suo percorso dopo le elezioni di Trump, è stato Esatto, ecco, quello è un esempio interessante, diciamo che sono musei che forse un po' prima che in Italia, ma non perché noi siamo in ritardo, ma perché alcuni temi hanno impattato più fortemente da altre parti, oppure appunto l'elezione di Trump e via dicendo, ecco, hanno fatto scelte molto radicali. In Italia stiamo arrivando lì sicuramente anche perché la riflessione per esempio sulla stagione coloniale è molto più presente diciamo nella cultura diffusa e quindi evidentemente anche in quella museale o viceversa. Sta di fatto che appunto una rilettura i modi in cui noi abbiamo potuto chiamare gli altri vengono negoziati con una certa attenzione, quindi io noto veramente una fortissima attenzione su questo, le dinamiche anche per esempio di tutto quello che è come dire, lo spettro degli orientamenti sessuali, la dinamica legata appunto alle definizioni del sé, alle proprie storie di migrazione e via dicendo, tutto converge in una dinamica intersezionale, per cui come dire non pensiamo più alle persone come segmentate in categorie, ma credo che leggiamo sempre di più il pubblico nella sua veramente come un prisma complesso in cui tutte queste diversità, per così dire, vanno a formare delle configurazioni uniche. Grazie. A questo vostro lavoro hanno partecipato anche altri ricercatori. Li ricordo Monica Calcagno, Enrico Gori e Maria Elena Colombo, insieme a Maria Chiara Chiacchieri che avevo già citato precedentemente. Chiedo a voi tutte e due come desiderate qual è stato il contributo
di questi collaboratori al progetto e alla stesura del quaderno? Penso al ruolo di Monica Calcagno come professoressa associata presso il Dipartimento di Management qui a Ca' Foscari, che fa un intervento proprio analizzando il processo di reinterpretazione del museo dal punto di vista del cambiamento organizzativo. Chiunque penso si sia trovato nella condizione di scrivere una didascalia o di voler portare dei cambiamenti in un'istituzione da un punto di vista di accessibilità e coinvolgimento sa bene che esistono tutta una serie di sfide complesse che poi si incontrano a livello di dinamiche organizzative, di priorità, di strategie, e il suo racconto riflette proprio su questo, parte dal caso specifico della Querini che ha osservato in questi anni, però facendo delle considerazioni che possano poi valere anche più a livello trasversale. Ecco, questo rispetto all'intervento della professoressa Calcagna. Non so se Anna vuoi dire qualcosa di più sulla parte grafica, forse. Sì, allora Enrico Giori è un laureando in architettura alla Scuola di Architettura di Rhode Island, si chiama RISD, è una facoltà molto interessante anche dal punto di vista del metodo e dal punto di vista della porosità. È una facoltà che ha al suo interno un museo meraviglioso e che storicamente ha ospitato alcune mostre tipo curate da Andy Warhol in qualità di curatore e non di artista, insomma, come dire, uno sperimentalismo molto accentuato. Enrico ha scritto un capitolo sulla dimensione proprio grafica barra architettonica, quindi sull'aspetto più vistoso, per così dire, della didascalia, cercando di partire da un'idea non dogmatica, cioè non esiste un manuale su come si fanno le didascalie, né certo saremo noi a scriverlo, perché il punto non è assolutamente quello. Tuttavia penso che tutti noi visitatori di musei incappiamo regolarmente nella didascalia scritta tipo, non so, in grigio chiaro su fondo grigio di un punto più scuro, oppure con la font Times New Roman 12, no? Per cui insomma ci sono certamente alcune questioni culturali, no? È più questo l'accento, cioè quale cambiamento culturale deve avvenire affinché le didascalie siano più leggibili. Allora, ci sono alcuni elementi, come dire, tecnici molto evidenti e che un bravo grafico deve conoscere, se no c'è qualcosa che non funziona. C'è poi un aspetto che attiene alla complessità dell'incrocio fra la grafica, l'architettura, le neuroscienze, gli studi sui visitatori, tutti gli studi per esempio sulla dislessia che hanno apportato un'enorme ricchezza al settore, e tantissimi altri ancora, l'ergonomia e via dicendo. Quindi Enrico prova a fare il punto su questi aspetti. Maria Elena Colombo ha intervistato James Bradburn, il direttore per l'appunto della Pinacoteca di Brera, e hanno dialogato virtuosamente intorno a questo tema, e Chiara Ciaccheri si è occupata in particolare proprio della questione, diciamo, dell'accessibilità di nuovo intesa in senso molto largo, quindi della possibilità di parlare a quello che i visitor studies conoscono come pubblico del 2020-2021, quindi a fare un punto sugli aspetti strategici legati all'accessibilità non solo intesa in senso fisico e cognitivo, ma appunto alla capacità di accogliere i visitatori nella loro diversità. Quindi un libro che ha notevoli spunti di riflessione per tutta una serie anche di nuove professionalità, cioè questa è una caratteristica che poi ritroveremo anche per archivi e biblioteche, cioè si rivede in un mondo che forse ancora nella mente dei più estatico, no? Il museo come una scatola chiusa con dentro oggetti appesi o appoggiati su ripiani, in realtà c'è una creatività enorme, e anche poi chi la pratica assolutamente si diverte nonostante la fatica che fa, no? Perché questi sono lavori che poi appassionano. Quindi io ringrazio Nicole e Anna Chiara. Se riesco mostro anche alla rovescia, ma si vede la copertina del libro, perché se fossimo in presenza i libri sarebbero su un tavolo, i presenti potrebbero anche acquistarli o prenderli, ma in modo virtuale possiamo solamente rimostrare la copertina Grazie. ed Posso augurare... dire...
Scusami, no, per ringraziare anche l'editore Nomos che ha accettato la sfida con una certa agilità, quindi citiamo anche loro. Grazie. Perfetto, perfetto. Grazie a voi. Ed ora passo la parola al secondo ospite, a Danilo Deana. Buongiorno Danilo. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, Danilo Deana lavora presso la direzione del servizio bibliotecario dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano. Sensibile al tema dei Web Scale Discovery Services, ovvero i servizi di rilevamento su scala web. Nel suo recentissimo libro La scienza dei dati in biblioteca, di cui ora mostro la copertina alla rovescia, ma si vede, applica i principi che stanno alla base della scienza dei dati ai problemi della biblioteconomia. L'autore ha compilato 8 ricette ed un appendice per analizzare problemi concreti e giungere a obiettivi e risoluzioni per biblioteche, per le collezioni che vengono ospitate dalle biblioteche, i servizi che vengono offerti ai lettori che le frequentano. Quindi per iniziare chiedo a Danilo quando è nata l'idea di scrivere questo libro e l'idea di presentarlo con 8 capitoli in veste di ricette, di ricettario. Grazie anzitutto per l'invito. Mi fa sempre piacere parlare, soprattutto in Friuli, visto che io, come ho detto all'organizzatrice, sono friulana, quindi sono molto legato a questa terra. L'idea di scrivere questo libro mi è venuta, come dico nell'introduzione, durante una discussione su un progetto che si voleva avviare presso l'Università degli Studi di Milano. In realtà il problema da cui mi sono mosso e diciamo che un po' ha caratterizzato tutta la mia carriera professionale è il fatto che io penso che un'organizzazione per continuare a vivere, a essere vitale, abbia bisogno di fornire prodotti o servizi che siano utili alla comunità, ai clienti, agli utenti cui si rivolge. Diciamo che questo per le aziende è molto più chiaro perché alla fine dell'anno ci sono delle scritte in rosso e in nero e queste segnano il destino dell'azienda. Per le istituzioni pubbliche si danno casi anche di istituzioni che hanno perso il loro senso e continuano a sopravvivere. Io credo molto nella missione dei musei, degli archivi e delle biblioteche. E credo anche che per continuare a giocare il ruolo che hanno giocato in passato debbano adeguarsi ai cambiamenti che sono intervenuti nel frattempo nel pubblico, nelle abitudini di lettura e anche nella fruizione dei materiali. Quando ero molto giovane, appena finito il liceo, ho iniziato a lavorare in una libreria storica, diciamo, la Feltrinelli di Via Manzoni, che allora a Milano era una vera e propria istituzione, frequentata da moltissimi personaggi della cultura. E era una libreria che somigliava molto a una biblioteca. Adesso però il problema è che questo tipo di librerie sono sparite, e invece le biblioteche sono rimaste ancora, sono ancora molto tradizionali nella loro organizzazione. Si può riprendere il discorso che faceva prima Nicole sull'organizzazione delle esposizioni museali. Quindi occorre molta teoria per capire come devono essere affrontati questi problemi e in quale direzione debbano andare le biblioteche, perché bisogna conoscere il pubblico, conoscere le abitudini di lettura, avere una chiara idea dei fondamenti della biblioteconomia, e la scienza dei dati viene in aiuto nel momento in cui si definisce un progetto di cambiamento, si valuta il punto di partenza, si decide il punto di arrivo
e si misurano i progressi che si stanno compiendo, progressi che devono inevitabilmente tradursi in un aumento dell'uso di questi strumenti, nel caso delle biblioteche e le collezioni. E i musei fanno un'operazione più complessa, perché un'esposizione in un certo senso è essa stessa un'opera, mentre le biblioteche hanno una missione meno, diciamo, prestigiosa da questo punto di vista. Però io mi immagino una biblioteca come un ambiente in cui si entra e in cui si ha immediata familiarità, cioè la cartellonistica, la disposizione dei volumi, la facilità di accesso. Tutte queste cose sono simili a realtà che già l'utente conosce, e per organizzare questo tipo di spazio sono necessarie delle cognizioni molto ampie e soprattutto la possibilità di misurare se quanto viene fatto è adeguato al progetto di partenza. Riguardo alle ricette, è molto comune nei manuali dedicati all'informatica inglesi l'uso del termine ricetta per elencare delle cose che si possono fare con determinati linguaggi. E mi è sembrato un approccio più pratico, diciamo, ai problemi, esaminare dei casi concreti, la collezione, i prestiti, l'uso di un catalogo, e spiegare come, alla luce delle conoscenze biblioteconomiche, la scienza dei dati potesse essere impiegata per mettere a fuoco i problemi e prospettare delle possibili soluzioni. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì. E quindi su queste ricette, allora sono 8. Mi piacerebbe ci soffermassimo in particolare su 3. Si riceve sulla numero 2, la 3 e la 5, ovvero i documenti in più di una copia, le segnature di collocazione e lo scarto bibliografico, che toccano problematiche sensibili per i bibliotecari anche di realtà minori rispetto a una biblioteca d'ateneo. E poi portano anche a riflettere musei ed archivi, perché non posso non collegare le problematiche relative all'adeguatezza di uno schema di collocazione pensato per facilitare la consultazione al pubblico a quanto detto prima dalle colleghe dei musei sull'operazione delle didascalie, e non posso fare a meno di ricordare quanto importante e delicato per gli archivisti è il tema dello scarto. Quindi... insomma, allora, i documenti in più di una copia non sono sempre... si legano un po' allo scarto, sì, no? Naturalmente. Sì. Non sono sempre un problema. Le biblioteche in cui lavoro io, ma anche le biblioteche pubbliche, spesso hanno documenti in più di una copia perché sono necessari, sono testi d'esame e quindi è opportuno averne più di una copia. Quello che è successo all'Università degli Studi di Milano è che questo insieme di documenti in più di una copia si è moltiplicato visto il numero delle biblioteche dell'università, spesso contigue. Diciamo che su 1.800.000 monografie, circa più di 600.000 fanno parte dell'insieme delle monografie in più di una copia. Questo, a parte essere un uso, diciamo, non sempre appropriato del denaro pubblico, rappresenta anche un appesantimento delle collezioni, perché questo enorme insieme di monografie duplicate è cresciuto nel corso degli anni. Cose che magari erano utili 50 anni fa in più di una copia, adesso lo sono meno. E questo si ricollega al problema dello scarto inventariale. Le biblioteche, quelle accademiche ma anche quelle pubbliche, sono degli organismi viventi e come tali devono lasciare dietro qualche cosa per potersi rinnovare, perché non è possibile, per limiti di spazio, per tenere tutto ciò che si è acquistato.
e lo scarto è molto complicato perché si rischia sempre di scartare qualcosa che poi potrebbe tornare utile. Intanto i frutti dei rami, i frutti che si possono raccogliere dai rami più bassi sono senz'altro eliminare le copie multiple quando sono presenti in più di una biblioteca. Ma poi c'è tutto un lavoro di manutenzione continua delle collezioni, che secondo me è la parte che più manca alle nostre biblioteche, cioè una cura continua delle collezioni per vedere ciò che manca, ciò che deve essere inserito e ciò che non è più utile, magari prime edizioni che non sono più interessanti o manuali che potrebbero essere scartati. In una delle nostre biblioteche ci sono 83 copie di un manuale di patologia del 2000, che è la sesta edizione di un manuale giunto adesso all'11ª. Cioè il problema della gestione delle collezioni è uno dei più delicati, perché, e qui torniamo alle collocazioni, l'esperienza di una biblioteca, soprattutto di una biblioteca a scaffale aperto, dovrebbe essere un'esperienza di scoperta. Cioè, uno dovrebbe, secondo me, dovrebbe entrare in una biblioteca, capirne immediatamente l'organizzazione guidato dalla cartellonistica e poter andare a vedere ciò che gli interessa di un determinato argomento e magari le ultime pubblicazioni su quell'argomento, senza gli appesantimenti di un'eredità del passato che magari non è più attuale e appesantisce la collezione senza dare valore. Io mi immagino che adesso stiamo cercando di fare questo in una biblioteca di nuova fondazione, che un fisico possa entrare in una biblioteca, dirigersi nel settore, diciamo la fisica, diciamo, delle particelle, trovare il suo settore e scorrerlo fino a trovare non tanto magari gli autori, perché per un fisico gli autori possono avere un significato diverso, meno importante, ma le ultime pubblicazioni su quell'argomento. Ecco, è necessario avere delle profonde basi teoriche per comprendere le necessità del pubblico cui ci si rivolge, sapere quali sono gli strumenti per organizzare le collezioni e avere anche dei metodi per verificare se quanto si è fatto, poi trova un effettivo riscontro nell'uso della collezione stessa. Io credo che c'è stata un'iniziativa recente di AEPL Lazio, ci dovrebbe essere più comunicazione tra gli studiosi, i bibliotecari e gli studenti per la messa a punto del patrimonio, l'organizzazione delle collezioni e il loro svecchiamento. Noi facciamo parte, come biblioteche accademiche, ma anche le biblioteche pubbliche, di un vasto insieme di persone che condivide in un certo senso il senso dell'organizzazione in cui lavora o della quale fruisce i servizi. Ecco, se riusciamo a mettere insieme le nostre competenze, la conoscenza del pubblico e a coinvolgerlo in questa operazione e a monitorare gli esiti di questa operazione, secondo me possiamo tornare a giocare un ruolo da protagonisti nel mondo dell'offerta culturale, anche perché credo che più aumenta questa offerta, più la capacità di saper selezionare ciò che è più valido diventa fondamentale e saperlo presentare nella maniera corretta. Spero di non essermi dilungato troppo, Marina. Assolutamente, quindi un ulteriore punto di attenzione verso la cittadinanza attiva. Certo, perché chi frequenta le biblioteche, i musei o gli archivi, e in un certo senso ha dell'interesse, ma molto spesso è esso stesso coinvolto in questo progetto di produzione di cultura e quindi le sue esigenze vanno comprese, non ci rivolgiamo più al pubblico di 60 anni fa. Io frequento ancora molti dei docenti con cui ho studiato e le loro biblioteche, l'idea che loro avevano di biblioteca era molto diversa dalla nostra. Le biblioteche al loro tempo erano della specie di percorsi a ostacoli con dei cataloghi a schede che erano già di difficile consultazione. Adesso questo
questo modo di lavorare non può più essere accettato, e i cataloghi sono fondamentali perché sono uno strumento di mediazione con cui, attraverso cui l'utente passa avendo in mente altri cataloghi come quello di Amazon o così, e il confronto è inevitabile. Se non hanno quel livello di funzionalità risultano, come dire, molto difficili da utilizzare e anche poco comprensibili. Quindi tenere sempre presente come è cambiato il mondo, quali sono le aspettative delle persone che comprano libri, ascoltano musica, sfogliano i libri d'arte, quindi visitano un museo, consultano gli archivi, questo è fondamentale. Noi dobbiamo dare del valore a queste persone, dobbiamo comprenderlo e anche essere certi che quello che facciamo sia utile. Hai parlato adesso di cataloghi Amazon e quindi andiamo agli argomenti che hai trattato nelle ultime 3 ricette, no? Che riguardano, sono più focalizzate sul mondo delle riviste elettroniche. Però le hai trattate anche per riflettere sulla sostenibilità delle spese affrontate per giustificarne e garantirne l'accesso. E in questo ambito, in qualche modo tu affermi che la figura del bibliotecario tradizionale appunto non basta e parli di ri-ingegnerizzazione delle biblioteche. Sì, le collezioni elettroniche, cioè chi vende le collezioni elettroniche, chi fornisce le collezioni elettroniche è un po', cioè si comporta un po' come si comportano in Italia le compagnie telefoniche, cioè sostanzialmente impone dei prezzi. I prezzi di listino sono talmente fuori da qualsiasi considerazione che le offerte che loro fanno sembrano sempre convenienti. Ecco, è un po' come Mastrota quando vende i servizi di pentole, si parte da 1.000 euro, però quel set in quell'occasione ne costa solo 50. Ecco, queste cose qua sono l'evidente segno di una debolezza dei bibliotecari, che devono imparare a comprendere meglio qual è diciamo, il modello di business che hanno impostato i fornitori di risorse elettroniche, che sostanzialmente estraggono valore cioè cercano di alzare al massimo il prezzo al di là del costo effettivo che loro sostengono per produrre queste risorse. Per questo dico che bisogna, da questo punto di vista, cambiare l'atteggiamento. Noi abbiamo un'organizzazione che fa capo alla CRUI, che tratta i prezzi dei grandi pacchetti e degli editori scientifici. Però è una trattativa commerciale che comunque naturalmente condotta a livello nazionale ha sicuramente dei vantaggi. La cosa che però a me ha sempre stupito è che a questo non sia stato dato seguito esponendo le statistiche di utilizzo di questi pacchetti a livello nazionale, cioè dando più informazione sull'utilizzo effettivo delle risorse a livello nazionale, così come si contrattano i contratti. Cioè il modo di porsi tradizionale, cioè la semplice trattativa economica non è più sufficiente. Dobbiamo, soprattutto nel caso delle risorse elettroniche, capire se siamo in grado di contrastare questo continuo aumento dei costi che porta tra l'altro a diminuire il numero delle risorse tradizionali acquistate, a volte anche in maniera non corretta, perché ci sono spesso libri che vengono utilizzati da poche persone, la cui versione elettronica non si giustifica, soprattutto perché rappresenta un costo nel tempo. E quindi devono essere fatte entrare in biblioteca nuove competenze, marketing, ma anche sicuramente la gestione aziendale, perché non si può più procedere come si procedeva una volta di fronte a questi cambiamenti che sono continui e che dal punto di vista dei fornitori di risorse elettroniche hanno un unico scopo: disintermediare la fruizione, cioè loro vogliono, ed è chiaro il loro punto di vista, fare in modo che tutto passi da loro e le biblioteche vengano scavalcate, perché le biblioteche danno accesso a un patrimonio
che non è loro, e anche se lo comprano e se ne assicurano la disponibilità per sempre, è anche vero che sono i fornitori a dettare le condizioni. Quindi da questo punto di vista sì, bisogna ripensare a queste cose e farlo non a livello di singola istituzione, ma a livello nazionale, perché ormai neanche la biblioteca di Harvard, che è la più finanziata del mondo, è in grado di sostenere le spese per le risorse elettroniche e ha un bilancio che è superiore a quello dell'Università degli Studi di Milano. Quindi stiamo parlando di iniziative che possono essere fatte soltanto a livello di sistema. Ti ringrazio, molto, molto interessante, e tantissimo, sì, soprattutto in questo mondo da riflettere, perché è un mondo che ci sfugge, cioè, è liquido e volatile, e se non si analizzano i dati attentamente, veramente si rischia di essere presi in una rete anche di natura economica non indifferente. Ti ringrazio molto. Quindi invito, no, i bibliotecari a leggere questo volume, e anche perché realizzare una di queste ricette, solo una di queste ricette all'interno della propria biblioteca, può diventare veramente un modo di imparare facendo, applicando delle regole, applicando queste analisi molto accurate fatte proposte da Danilo Deana. Ed ora saluto Danilo ed invito il nostro ultimo ospite, il professor Federico Valacchi dell'Università di Macerata. Buongiorno Federico. Ciao, buonasera a tutti. Con cui sì, concluderemo questo nostro pomeriggio, nel quale abbiamo visto quanto importanti siano le parole, quanto è importante l'analisi, l'uso come mediatore e veicolatore appunto di nuovi percorsi culturali. Il libro di Federico Valacchi è un volumetto per una dimensione tascabile ma di contenuto intenso, e questo qui, che naturalmente vedete, che è dal titolo Archivio, concetti e parole. Lui stesso l'ha definito, quando ci siamo scritti le prime volte, un volume piuttosto anomalo, a cui è molto affezionato nella sua eterodossia scientifica. È un libro, io l'ho letto con intensità, mi ha toccato, è un libro che regalerei a chi ha camminato sulle strade sconnesse del mondo degli archivi, ma anche ai giovani, perché ognuno può riflettere sulle parole scritte in base alla propria esperienza. È un volume critico verso un passato un po' ingessato e autoreferenziale di un certo ambiente archivistico, però allo stesso tempo può essere portavoce, bandiera per una nuova archivistica, quell'archivistica attiva di cui anche Federico Valacchi è un portavoce anche sui media, quindi per parlare al pubblico cambiando proprio il registro del proprio linguaggio, anche uscendo dai tecnicismi. Un libro che Ilaria Pescini ha definito giudicante. Come lo definisce il proprio autore? Come lo definisci, Federico? Allora, innanzitutto grazie a tutti per questo invito. Dico, sono già soddisfatto, farei a meno di intervenire perché ho sentito cose molto interessanti e molto condivisibili. Poi tu hai parlato poco fa di cittadinanza attiva, quindi qui nel mio studio è scattata la standing ovation, insomma gli interventi che ho sentito vanno proprio in direzione di questa partecipazione pubblica, semplicemente partecipazione, no? Intorno alle cose, chiamiamole così, di cui discutiamo. Come lo definirei? Intanto già, come hai detto tu, chiamarlo libro è una parola grossa, è un bonsai di libro, insomma, è un libriccino.
Mi ha ricordato i vecchi bignami come dimensione, Sì. che mettevi in tasca a scuola. Vabbè, uno degli scopi era anche quello appunto di renderlo, degli obiettivi erano quello di renderlo maneggevole. Ma più che definirlo, io cercherei intanto di capire se è possibile collocarlo a un qualche livello questo lavoro. Perché questo libro, lo hai detto tu, è una sorta di sconsiderata negazione di alcuni paradigmi comunicativi diffusi, laddove la negazione non è mancanza di rispetto, assolutamente, no? Perché poi io lo dico sempre, se c'è una cosa che ritengo importante per noi archivisti e per noi archivisti italiani in particolare, è quella di, insomma, di mantenere memoria di una tradizione che è importantissima, che è raffinatissima, che è evolutissima. Però, come diceva prima Danilo Deana, come dire, il mondo è cambiato, no? I Modena City Ramblers in una loro canzone mi sembra che dicono l'utopia è rimasta ma la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata, quindi sta tutto proprio in questo bisogno di mantenersi attaccati a valori fondanti, ma anche di capire insomma, come renderli spendibili, direi, nel quotidiano. Quando poi parliamo di dominio archivistico, di che cosa parliamo? Ci sono molte possibili percezioni, accezioni, no, di questa espressione. Chiaramente da un lato c'è la comunità, peraltro abbastanza articolata nelle sue dimensioni ridotte, dei professionisti ai diversi livelli, nei diversi ruoli degli archivi, ma sono stati spesso richiamati questo pomeriggio, ci sono poi gli utenti. Ma gli utenti degli archivi, lo sappiamo benissimo, vanno dagli specialisti ai singoli cittadini che per finalità diverse, non dico chiaramente nulla di originale, diverse e polifunzionali, si confrontano con gli archivi. Quindi si va, come dire, dalla storia all'educazione civica, passando poi per usi concreti e indispensabili alla vita quotidiana. Ma tornando alla domanda, a quale livello e come definire questo libro? Io lo farò con una serie di negazioni, dirò che cosa non è. Non è un libro scientifico, con tutta evidenza, di taglio scientifico. Non è neppure un libro divulgativo in senso stretto, e direi che non è neppure un libro archivistico alla fine, sempre in senso stretto, perché poi le parole scelte a volte sono eccentriche, anche se poi c'è un'espressione di mia figlia che mi dice sempre tra toscani: babbo, tu vedresti gli archivi anche nelle ciambelle, no? Quindi alla fine tutto è formazione. Sì, poveraccia, vabbè, solidarietà. No, alla fine, insomma, ecco, ci sono parole eccentriche dentro al libro che però poi, insomma, in questa mia visionarietà... È molto bello all'inizio il tema di tua figlia, perché all'inizio c'è una descrizione dell'archivista visto dal figlio di un archivista. Sì, insomma, qui poi il telefono azzurro a volte è stato chiamato anche in causa per quella poverina, insomma. E no, appunto il libro, per la verità, come ogni libro, però si colloca a livello di ogni lettore, no? Come dicevi anche tu, sia di un lettore che abbia, come dire, sperimentato le fatiche dell'archivistica, sia, nella speranza mia, anche di lettori che potrebbero avvicinarsi a questa nostra disciplina. Poi magari tra un attimo spendiamo qualche ulteriore parola al riguardo. Io devo dire che per me scriverlo è stato un divertimento, una sorta di reazione all'uso massiccio di quello che io chiamo l'archivistichese, che anche per ragioni professionali naturalmente devo fare, non perdiamo mai la bussola, insomma, voglio dire, ognuno ha anche benissimo comunicare, benissimo divulgare, insomma, poi ognuno ha anche la sua missione istituzionale e nel caso mio, insomma, cercare di contribuire al dibattito scientifico nel linguaggio adeguato rimane comunque un elemento centrale. È un libro che non ha struttura, è tenuto insieme, io direi, da una raffica di suggestioni
del momento, no? Queste suggestioni che poi magari sono scomparse hanno lasciato le parole in un determinato luogo del libro, più o meno vicine, più o meno contigue ad altri significati, ma tutto sommato se c'è una struttura è assolutamente subliminale, insomma, non c'è nessuna volontà. Certo il libro non è un dizionario, non è un glossario, sarebbe fuorviante interpretarlo in questo modo. Appunto è una raffica di sensazioni di un archivista, scritte come ti dicevo ieri nell'incontro preparatorio, nelle situazioni più disparate con gli strumenti più disparati. Anche questo è un tratto di questo libro, scritto talvolta in spiaggia, insomma, no? Tanta era la voglia di aggiungere qualche parola. Per concludere e per cercare di continuare a risponderti, sicuramente, ed è il tema poi, insomma, mi sembra portante di questo pomeriggio, il libro si può iscrivere in una logica di comunicazione, nel tentativo di usare qualche espressione nuova o comunque più frizzante per riproporre concetti che non sono vecchi, lo dicevo prima, sono concetti che dobbiamo magari ridefinire. Oddio, di qualche riconcettualizzazione nelle discipline documentarie sicuramente c'è bisogno, però insomma se poi uno scorre le parole del libro si accorge che non c'è una rivoluzione. Io non credo, soprattutto per l'archivistica, nelle rivoluzioni, no? L'archivistica sta attaccata alla società, quindi viaggia con i tempi della società, a volte più veloci, a volte più lentamente, a volte deve fronteggiare cambiamenti repentini, tra altre volte ci sono anni più pigri. Sicuramente quelli che noi stiamo vivendo da qualche decennio a questa parte non sono certo anni pigri, perché insomma al di là della congiuntura attuale anche archivisticamente direi che è successo quasi di tutto. Due parole soltanto su questa la comunicazione. Io sono colpevolissimo e sto facendo personalmente nei miei limiti, sto cercando di espiare questo peccato, sono colpevole di aver cavalcato questa idea della narrazione, dello storytelling archivistico, che poi insomma alla fine va un po' a scimmiottare anche altre pratiche disciplinari. Mi sto ricredendo, nel senso che io quando parlo di comunicazione archivistica credo che intanto si debba parlare di una comunicazione che l'archivistica ha sempre fatto e si chiama mediazione, cioè non c'è bisogno di narrazioni, storytelling, di inventarsi nulla. La mediazione è una lunga tradizione narrativa degli archivi che è stata declinata prima di tutto in maniera molto rigorosa, perché, ripeto, si parte da lì, e poi con tante esperienze che insomma hanno appunto svolta questa funzione. Poi, se vogliamo andare oltre, ecco, io comincerei a parlare di trasmissione, cioè noi abbiamo bisogno di un tipo di comunicazione che non guardi solo ai contenuti, ma che guardi ai valori, perché noi condividiamo, dico noi comunità archivistica e una ristretta cerca di utenti, sicuramente condividiamo dei valori che neppure dobbiamo richiamarci, non tanto ci sono noti. Ma il problema, come si dice, è che i nostri archivi non bucano lo schermo, è un dato di fatto, ma a me non piace lamentarmi, non credo però che, ecco, si debba stravolgere nulla, però forse cominciamo a ragionare sul bisogno di usare questa espressione comunicazione nel senso di trasmissione non tanto di contenuti quanto di valori, e neppure di valori, quanto di istruzioni pubbliche, civili, diffuse, alla comprensione esatta di cos'è un archivio. Un archivio è tutto quello che noi abbiamo sempre detto, ma, e anche questo lo sappiamo da sempre, è uno strumento indispensabile alla vita quotidiana. Quindi ancora prima, credo, dell'archivistica, una comunicazione di questo tipo, si debba mettere nei panni dell'educazione civica. Cioè noi abbiamo un disperato bisogno di far sì che gli archivi, che non sono naturalmente il centro del mondo, portino il loro contributo alla nostra società, ma al tempo stesso, se non riusciamo noi per primi a farli comprendere e comprendere a tutti, abbiamo perso in partenza. Quindi molte di queste parole vorrebbero, le scrivessi adesso, forse le scriverei con un taglio diverso, appunto più vicino ai canoni di una educazione civica forte, che non magari a quello della
comunicazione archivistica. Non so, mi sono un po' dilungato, ma spero di averti risposto. Sì, anche perché è un argomento, se penso alle piccole realtà, per esempio ai piccoli comuni, no, dove l'archivio in particolare è relegato, no, è l'ultima cosa a cui si pensa, però in realtà poi è la fonte della storia della comunità, no? Quindi far comprendere questo valore e farlo comprendere anche a chi ha le fila dei bilanci, perché gli archivi non sono evidenti, non si vedono, no? Politicamente non sono visibili. Ecco, no? No, ma io credo che sia proprio questo il punto, però dobbiamo anche porci la domanda di come fare a renderli visibili, no? Perché se io voglio difendere questi valori, poi memoria, identità, di nuovo sono espressioni che vanno percepite, io credo non ci sia alcun dubbio al riguardo, in senso dinamico, no? Cioè l'identità di nuovo partecipativa, però memoria e identità in una dimensione appunto attiva, credo passino anche per la capacità che noi abbiamo di dire ai nostri interlocutori politici, finanziari. Attenzione che senza archivi non si va da nessuna parte nella concretezza della vita quotidiana, no? Perché in una logica di questo tipo non è che i valori culturali vengono meno, anzi tutt'altro, ma a maggior ragione per difendere questi valori culturali io credo si debba trovare il modo di far capire che senza archivi, io al corso di base di archivistica inizio dicendo agli studenti: signori, se io non registro il vostro esame, se non faccio un pezzo d'archivio, voi non siete esistiti e non vi laureate. Cominciamo poi da qui a parlare di archivistica, no? Perché io credo che questo vada detto forte e chiaro, ma senza mettere in discussione naturalmente men che mai tutto il resto, insomma. Allora, le parole sono 221 e riguardano appunto termini tecnici, hanno anche momenti di poesia, a me hanno ricordato un po' anche la metafora della fiaba. Alcune di queste parole possono senz'altro essere condivise con i colleghi dei musei e delle biblioteche e probabilmente anche sentite con percezioni diverse. Tu puoi darci un esempio di parole che possiamo condividere nel contesto di oggi, che ti sono, hai registrato? Guarda, 2 o 3 parole direi. Adesso le mie capacità attoriali sono quelle che sono, ma cercherò quantomeno di non inciampare nella lettura. Vorrei iniziare da una parola, indipendentemente dalla definizione che adesso io ne darò, che credo che già è rimbalzata, che credo fondante. Mi ricordo un bellissimo convegno a Trento sull'etica, no? Io credo che poi tutta la nostra vita, per carità, ma le nostre discipline, proprio quel sistema valoriale a cui abbiamo già fatto riferimento, non prescindano da una dimensione etica, che poi diventa responsabilità. Ma al riguardo Valacchi scrive: etica, il cuore pulsante dell'archivistica, il motore immobile della memoria, lo specchio del futuro, rombo di tuono, potenza del perché, anima di un dovere perduto e cuore di un impegno ritrovato, cucitrice paziente di trame civili e cavallo imbizzarrito nelle praterie della responsabilità, di cuore e di sangue, passioni e scienza leggera, estratto di un sogno, coraggio dell'essere, volontà di un altro sguardo sul mondo. A volte quando rileggo queste cose mi inibisco da solo, però insomma credo che la formula usata per definire una dimensione troppo più grande di me è quella appunto di un'assunzione di responsabilità, cioè l'etica, cioè la presenza forte del concetto di responsabilità nel lavoro che si fa in archivio, appunto sia in direzione della difesa di diritti, trasparenza ed efficienza che di identità e memoria. Ma non voglio rubare troppo tempo, ne prendo un'altra che è pubblica.
L'archivistica è pubblica perché è di tutti e per tutti. È pubblica perché si interessa e cura la cosa pubblica di cui gli archivi sono la linfa. È pubblica perché racconta gli archivi a grandi e piccini, illumina e definisce la memoria, dà spessore al passato, ne fa ponte per il futuro, oppure garantisce semplice divertimento. L'archivistica pubblica fa pensare sul tempo e sulle cose, crea i presupposti per sognare. Soldatini di piombo allineati sullo scaffale del tempo si muovono ticchettando, affascinanti. Qui insomma mi commento da solo, insomma, se etica è una parola centrale, pubblica per me, per la nostra dimensione lo è altrettanto, se non di più, quello che dicevamo prima, insomma, io non voglio la Repubblica degli archivi, mi piacerebbe una Repubblica con gli archivi, quindi il senso della dimensione pubblica sta tutto qui, negli archivi come patrimonio, come bene comune. Direi un'altra poi, che è intelligenza, fra parentesi artificiale. Macchine antropomorfe classificano senza pietà, imprimono smorfie a sorrisi meccanici, distraggono i pensieri, ne fanno poltiglia luminescente. L'etere è ingolfato di grossi dati che corrono imbizzarriti, muggiti presuntuosi di macchine fallibili ma credute perfette. La realtà si nasconde discreta alla furia degli algoritmi e le siricidi quasi infuriate ne creano un'altra e un'altra ancora. Intelligenza artificiale, ma c'è chi sopravvive. Ma anche qui, voglio dire, non c'è bisogno di un'esegesi particolarmente raffinata. Il problema è del rapporto che abbiamo con il digitale, no? Che aprirebbe scenari e richiederebbe tempi che non abbiamo. Solo una cosa, io credo a questo riguardo che l'intelligenza artificiale sia sicuramente un termine di paragone, no? Con cui siamo chiamati a confrontarci. Credo anche da sempre che il digitale non sia la risposta ma sia la domanda, e credo anche che dobbiamo imparare ancora di più a pensare digitale prima di fare digitale e a confrontarci magari nelle sedi decisionali in maniera un po' meno ingenua di come si sente fare con le risorse digitali. Cioè, quando io sento dire sì, è vero, gli archivi sono in difficoltà, ma adesso ci siamo noi, digitalizzeremo tutti gli archivi di Stato, nemmeno mi irrito più. Però insomma, ecco, sentirsi sbattere in faccia un approccio che se non è ingenuo è strumentale, è abbastanza seccante. Quindi vedete che, come dire, poi nelle pieghe delle parole, anche di queste 2 o 3 che abbiamo letto, ci sono temi, come dire, assolutamente consueti, diffusi. Certo, la volontà di scherzarci sopra, di farci anche presuntuosamente un pizzico di fiaba e di poesia c'era, dopodiché insomma i problemi restano lì nella loro dimensione concreta, come abbiamo anche sentito bene dall'intervento che mi ha preceduto, che devo dire ho veramente molto, molto apprezzato e condiviso. Il volumetto è corredato, quindi queste 221 parole, è corredato da una postfazione scritta da Ilaria Pescini. È una scelta, Federico, che io ho apprezzato perché così mi sono sentita libera, no? Leggendolo, di avere le mie percezioni, eventualmente elaborare un giudizio, pensare a se c'erano delle necessità particolari nel costruire il volume in questo modo, o come hai detto tu invece, che è stato così un libero scrivere, no? Parole scritte in libertà. E quindi avere una postfazione mi ha permesso di non essere influenzata dalla prefazione. Quando poi l'ho letta, io mi sono trovata comunque a condividere quanto aveva analizzato Ilaria Pescini, no? Quindi anche questo penso sia una caratteristica utile per avere la libertà di leggere le parole per ognuno di noi.
non so se è evoluta, ecco, questo... No, allora io direi che non è tanto la postfazione quanto Ilaria Pescini, cioè voglio dire, non è tanto la scelta azzeccata dal punto di vista dell'organizzazione del libro, sono le qualità note a tutti di Ilaria che ha una capacità di introspezione anche archivistica che io ritengo non comune. No, sicuramente concordo, questo sì è stato un po' una scelta, insomma, mettere una prefazione strutturata all'inizio di un libro così avrebbe un pochino appunto contraddetto quello che dicevo prima del flusso subliminale delle parole, no? Quindi sicuramente sì, poi come molti libri, questo in particolare lo si può leggere, come dici tu, anche con la copertina rovesciata, è talmente, in certi passaggi è talmente insensato che poi anche, come dire, il verso giusto delle parole cambia poco. È un libro che si apre, si richiude se uno lo vuol fare. L'analisi che ne fa Ilaria in conclusione è un'analisi sì, che mi sembra davvero molto puntuale e rigorosa e leggera al tempo stesso come nello stile di chi l'ha scritta. Prima di questa postfazione c'è una pagina dei sé. Mi piacerebbe concludere così, con un sorriso. Io chiedo venia a chi ci ascolta e anche ai numi tutelari di leggerezza. ai numi tutelari dell'archivistica, perché io temo sempre uno zot da Bongi o da Bonaini che mi si materializzano di fronte. La pagina a cui allude Marina, che è colpevole di avermela fatta leggere, sia chiaro, declino ogni responsabilità, sì. Se quando vedi un fascicolo senza classifica ti spaventi, se pensi che il disordine sia peccato capitale, se trovi eccitante il protocollo, se ti trovi sexy con una mascherina, ai noi, se ami il contatto con il lattice, se la memoria per te è una stanza da arredare, se provi piacere nel descrivere i libri mastri, se Bonaini sì che la sapeva lunga, se per te un inventario è un regalo alla società, se la società è ignorante e cattiva, se trovi Isad una piacevole lettura, se davanti a un tramonto ti viene in mente il ciclo vitale, se la polvere ti lascia un leggero senso di eccitazione, se al ristorante ordini secondo il metodo storico, se in amore privilegi il vincolo, se ti commuovi davanti a un archivio di deposito, allora figlio mio sei un archivista, ma puoi cambiare. L'hai voluto. Da archivista mi è piaciuto tantissimo. C'è un'ironia bellissima sul nostro mondo. Ti ringrazio tantissimo per questo intervento e ringrazio anche gli autori precedenti. Ora abbiamo un po' di tempo per alcune domande, se alcuni degli ospiti hanno piacere di fare domande agli autori, la parola a voi. Vedo una manina alzata, ecco chi sì, gestisce la... Buongiorno, sono Hilde Menis. Marina, io avrei una domanda per Danilo Deana. Eccomi, ci sono. Scusate, sì. Vuole un po' per riattivare il microfono e la telecamera. Mi sente, mi vede? Ho letto il libro e sperando di non suscitare così problemi, ho comprato la versione digitale perché sono una bibliotecaria che crede nel digitale perché non occupa tanto spazio. Ecco, allora, del libro devo dire che mi ha folgorato l'appendice sulle good practice, perché ci vuole coraggio anche a dire la verità. In quanto quello che lei dice a proposito del percepito da parte degli operatori, credo che sia una realtà di moltissime istituzioni, anche di Ateneo. Ma la mia domanda riguardava un po' il senso generale del suo libro, cioè parliamo di scarto. È una parola che fa paurissima, se si può dire. Fa veramente, genera il terrore in moltissimi bibliotecari.
lo prepariamo, lo progettiamo, ma poi non lo facciamo, quantomeno questa è la mia esperienza, perché non sappiamo nemmeno da un punto di vista pratico che fine fanno i nostri libri scartati. Qualche volta ci si dice, beh, si possono regalare all'utenza, e penso alle sue 83 copie della patologia in edizione. Quello è difficile trovare un acquirente. Ecco, sì, ma così è, voglio dire, io ho lavorato per molti anni in una biblioteca di diritto, di economia, e avevamo le 20 edizioni in 10 copie dei libri di diritto civile, dei manuali di diritto costituzionale, e non si riusciva a procedere allo scarto, di fatto. C'è anche proprio una avversione nei confronti del buttare o dell'eliminare i libri. Peraltro noi abbiamo degli spazi limitati, questo è un dato di fatto. La domanda è, e spero che nessuno si scandalizzi, ma non sarebbe possibile, non parlo della manualistica, insomma, quello è un altro discorso, ma non sarebbe possibile pensare ad esempio a delle digitalizzazioni di qualche materiale che ad esempio non viene mai consultato, non viene mai richiesto, non viene mai utilizzato. So che c'è un problema poi di supporti, c'è un grossissimo problema anche sulle risorse elettroniche chiaramente di questo tipo. Però piuttosto che riempirci appunto di carta, laddove attraverso le analisi che lei descrive molto bene nel libro, riuscissimo a identificare dei libri che proprio non è possibile tenere, non lo so, lei che cosa farebbe? Ecco, questa è la mia domanda. No, guardi, è un tema che conosco perché io per 10 anni ho guidato la biblioteca digitale della Fondazione Bake, che era la fondazione che avrebbe dovuto occuparsi, poi il progetto non è andato in porto, della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, la nuova grande biblioteca che era prevista per Milano. E quindi ho creato una biblioteca digitale insieme ai miei collaboratori con questo scopo, cioè con lo scopo di rendere disponibili, in quel caso erano i microfilm dell'Istituto di Storia del Diritto, materiali di difficile consultazione e che noi abbiamo fatto digitalizzare e pubblicato in digitale all'interno della nostra biblioteca. I problemi sono molti, c'è un problema di diritti, c'è un problema di costi, perché comunque conservare il digitale costa, ma sicuramente è una strategia, soprattutto per alcuni tipi di libri che hanno, diciamo così, solo un interesse archeologico ormai, cioè possono essere consultati soltanto se si ha in mente, ad esempio, di fare la storia delle edizioni del codice civile, ma non di usare il codice civile, questo sì. E tra l'altro, lo dico, avevo anche presentato nel 2017 un progetto che poi il nuovo presidente della fondazione non ha approvato, per la creazione di una biblioteca accademica digitale italiana, un po' sul tipo di Artitrust. Quindi con me, diciamo, lei sfonda una porta aperta. Ripeto, non credo più ai progetti, cioè non ho mai creduto, no? E anche quello della fondazione era un progetto iniziale che avrebbe dovuto estendersi a tutta Italia, a che questo tipo di impegno possa essere sostenuto da una sola istituzione. I costi e le complessità sono tali che richiedono l'impiego di risorse non tanto numerose quanto costose, perché ci vogliono professionalità molto elevate, e la possibilità di continuare in questi progetti che più crescono più sono costosi. E quindi dal mio punto di vista questa è la strategia giusta per, a parte l'eliminare le copie multiple all'interno dei sistemi bibliotecari, l'altra strategia è questa, però ci vorrebbe un progetto nazionale e Internet culturale, il nuovo progetto di biblioteca digitale del ministro Franceschini,
non mi sembrano vadano nella direzione che io ho auspicato, cioè il progetto del ministro Franceschini, per prima cosa, di una nuova biblioteca digitale italiana ha portato alla creazione di un altro istituto, di un'altra direzione nel Ministero. Ecco, queste cose qua di solito sono il prodromo di un fallimento. Spero di aver risposto alla sua domanda. Molte grazie, sì. Prego. Vedo, grazie Tatò, c'è la manina alzata? Sì, c'è una manina alzata. Intanto concordo assolutamente con quello che diceva Danilo Deana. Poi questi progetti, quanto più sono elefantiaci, tanto più poi inquietano cioè avviarli è facile, mantenerli poi, mantenerli in vita, forse sarà meno facile e comunque molto costoso. Un po' analogamente a quello che è il progetto per le biblioteche, questa era l'idea anche per gli archivi, no? Digitalizziamo tutto, ma insomma, vabbè. E una osservazione sul lavoro di Federico Valacchi. Il suo sforzo alla fine, questo che sembra un volumetto innocente, non lo è per niente, insomma, è proprio subdolo, perché è un approccio nuovo e credo che ci aiuti molto a condividere, a cercare un linguaggio che ci aiuti a parlare meglio con bibliotecari e museali. Condividere le parole non è soltanto condividere le parole, ma è fare quel passo in più per guardare i problemi, cercare delle soluzioni per lavorare insieme, sia pure nel pieno riconoscimento di quelle che sono le differenze sia professionali sia della natura stessa dei beni. Però adesso andare proprio ognuno per le sue, con i paraocchi, come si faceva qualche anno fa, credo che non sia più un percorso ragionevole. Per questo è uno dei motivi per cui io credo molto in MAB, nonostante le sue forti criticità legate proprio alle differenze. Ma il primo passo è il linguaggio, per cui grazie a Federico per questo lavoro. Grazie, se posso permettermi, grazie, prendendo proprio il là dalle tue parole, due piccolissime e rapide considerazioni. Io credo che MAB abbia avuto ed abbia il grande merito di, non lo dico assolutamente per piaggeria, perché poi appunto insomma anche nei momenti, nei passaggi più critici a volte no, ne abbiamo parlato, il grande merito di sollevare la questione e di porla a livello istituzionale corretto, perché poi si chiacchiera di integrazione, però poi sì, ma in che senso? Quindi l'integrazione è prima di tutto un processo, secondo me, ma insomma a chi lo dico, di buona volontà istituzionale, no? Di collaborazione istituzionale. E poi mi sembra che l'integrazione per tutte le singole discipline, ma per l'archivistica in particolare, ormai non è che sia un'opzione, è una necessità, perché se noi leggiamo in controluce Record in Context, no? Anche quello giusto, sbagliato, lo standard archivistico, perfettibile, c'è scritto questo, c'è scritto che noi dobbiamo passare concretamente dai sistemi classici archivistici, sia descrittivi, ai sistemi integrati, cioè quando si parla di multidimensionalità si parla di nient'altro che dell'integrazione, quindi non solo, voglio dire, un desiderio, ma io direi quasi un obbligo. Poi sull'uso del digitale avevo già detto prima, sui progetti di digitalizzazione integrale, insomma, avete detto bene, voi l'uso stesso, per riprendere l'espressione di Danilo Deana, dell'espressione biblioteca digitale diventa un elemento ambiguo e poi appunto la nuova direzione generale per la digitalizzazione a me preoccupa molto, perché ci vedo lì sì una sorta di grande fratello che mentre noi ci battiamo per integrare nel rigore, come dire, semplifica, banalizza dentro un'idea di digitalizzazione dove si corre il rischio di perdere
tutto quel patrimonio di specificità che invece c'è indispensabile, altrimenti parliamo di nulla, nel senso poi se vogliamo digitalizzare, cioè, preferisco i videogiochi allora, ecco. Bene, non so se ci sono altre domande. Se posso, ritornerei anch'io sul bel libretto di Federico Valacchi, che come dice bene Grazia Datò, non è assolutamente un volume innocente, ecco, perché le parole sono tutte molto ben connotate e come in un mosaico in cui le tessere insomma sono un po' sparse, ecco, ci sono però, si leggono con l'unificazione, con una lettura attenta, si leggono insomma delle idee molto chiare, una linea, una visione anche su cos'è l'archivistica, dove probabilmente dovrebbe andare, insomma qual è la dimensione su cui potremmo puntare. E io mi permetto, se Federico mi consente, di fare anch'io una piccola lettura. Devo dire che in aula da sempre, insomma, dall'uscita di questo libretto, io leggo un po' di parole, le metto in fila e sono sempre l'occasione per fare anche un po' di discussione, un po' di riflessione in comune, e così anche proprio ieri, insomma, all'avvio del nuovo corso. E prendo una parte della parola bambini. Allora, gli archivi fanno parte dell'educazione civica. Un cittadino senza memoria è un cittadino a metà. In archivio stanno i diritti dei bambini e allora bisogna parlare di archivi e bambini con il loro linguaggio fatto di verità e immaginazione. Archivistica, o meglio l'avventura degli archivi, come materia scolastica. E però metterei in relazione questa parola, in realtà la seconda parte, insomma, della definizione, con una porzione di un altro termine che è democrazia, che dice la democrazia non esiste senza archivi, anche se gli archivi esistono senza democrazia. Ogni documento, la sua pubblicità, la sua trasparenza è un tassello di democrazia. Per essere democratici bisogna essere anche archivisti. Allora questa dimensione della comunicazione dell'archivio a tutti, anche ai bambini, perché non ne sentono parlare mai in ogni ordine di scuola, insomma, arrivano ad affrontare l'archivio forse talvolta in università, e archivio come elemento di democrazia, un'idea che io sposo e ho sposato da tempo, insomma. Grazie. Nulla da nel senso sei d'accordo con le parole che ho letto? Sono d'accordo con Dimitri che mi cita. No, però veramente io adesso, come dicevo prima, non è che gli archivi sono l'ombelico del mondo e che l'archivistica salverà il mondo, cioè, non stiamo naturalmente in questa dimensione un po' esaltata. Certamente molte cose che noi insegniamo o apprendiamo intorno agli archivi effettivamente sono molto spendibili dentro appunto ad un'educazione civica nel senso più ampio della parola, questo sì. Bene, allora se non ci sono altre domande possiamo arrivare alla conclusione di questo nostro pomeriggio. Io ringrazio di cuore i nostri ospiti perché con i loro volumi ci hanno permesso comunque di dialogare tra le nostre professioni. Spero che anche per gli studenti sia così un momento di curiosità andare a prendere, a leggere questi libri, perché veramente per i giovani, per il loro futuro, partire da spunti concreti, da ispirazioni per attività svolte in un modo nuovo può essere un aiuto a partire con il piede giusto per il loro futuro mondo del lavoro. E io devo anche voglio ringraziare i colleghi dell'Università di Udine che mi hanno supportato in questo collegamento
E invito quindi tutti al prossimo appuntamento del ciclo I professionisti della cultura al lavoro, che si terrà nel pomeriggio di venerdì 19 marzo. Il tema trattato sarà prevenzione, sicurezza e gestione dell'emergenza e sarà coordinato da Grazia Tatò, che avete appena sentito, che è la responsabile MAB per il Friuli Venezia Giulia. Quindi un caro saluto a tutti i partecipanti, agli autori, e sperando di rincontrarci de visu per continuare a parlare e scambiarci le opinioni dei nostri mondi e delle nostre esperienze.